Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo con noi Silvia Bertazzo, secondo me interessantissima figura di imprenditrice agricola di Adria, provincia di Rovigo. Dico questo perché ha vinto recentemente il premio Oscar Green di Coldiretti Veneto per una app per seguire le api, quindi parleremo di questo mondo affascinante. Contemporaneamente nella sua azienda agricola sta testando a coltivare i ceci perché si è accorta che con i cambiamenti climatici anche i ceci crescono bene, insomma, in Polesine, quindi guarda al futuro, ma contemporaneamente nell'azienda agricola coltiva anche i cereali antichi, quindi interessante perché è veramente a cavallo tra passato, presente e futuro. Di questo parleremo in questa puntata, a partire però da questa app, perché sembra quasi impossibile che con uno smartphone, un device, insomma, si possano seguire gli sciami. L'idea com'è nata? L'idea è nata grazie anche a dei nostri amici apicoltori che fanno molto spesso nomadismo. Ci si è accorti che la maggior parte... Cioè il nomadismo, per spiegare, è... Il nomadismo è quando noi portiamo le arnie in un posto diverso per fargli fare un miele particolare o durante una fioritura, quindi c'è distanza dal luogo dove si ha l'azienda. Per cui spesso ci si lamenta non solo per i tempi di gestione, ma anche per la percorrenza. Da lì, grazie a uno stagista, Simone Garbin dell'Università di Padova, prossimo alla laurea in informatica, abbiamo deciso di unire la tecnologia, anzi di fare in modo che aiutasse il lavoro dell'apicoltore. E come? Allora, abbiamo deciso di scegliere determinati parametri utili al nostro lavoro, per cui la casetta è dotata di sensori per il peso, perché dal peso si capisce se una casetta sta sciamando o meno o addirittura se c'è un furto. Quindi una casetta tecnologica. Una casetta tecnologica, sì, dotata di sensori, ma non solo, c'è anche il sensore per il meteo, perché è importante per l'apicoltore sapere se piove, se invece è un clima troppo secco, c'è il sensore anche della temperatura, sia esterna che interna alla casetta, perché anche una temperatura troppo alta all'interno della casetta vuol dire che c'è un problema. Oltre a questo adesso si sta sviluppando, si sta applicando anche una telecamera in modo da seguire a distanza la casetta in sé, quindi se nel nostro smartphone o nel nostro computer si accende un alert di cambiamento peso, l'apicoltore ha la possibilità di vedere se quella casetta sta sciamando o addirittura se quella casetta sta in realtà subendo un furto. Quindi è una cosa molto particolare ma anche molto utile e anche a basso costo. A settembre la ultimeremo del tutto e quindi poi sarà a disposizione degli apicoltori, specialmente di coloro che fanno nomadismo. Gran bella idea, utile soprattutto. Lei ha parlato di furti, ma chi ruba le api? Invece è un fenomeno che si sta incrementando. Sottolineo anche che la produzione del miele ormai sta diminuendo di anno in anno, dovuto anche appunto ai cambiamenti climatici. Spesso dobbiamo anche diffidare di quello che troviamo, di quello che viene definito miele italiano, perché in realtà noi apicoltori stiamo soffrendo molto e in primis stanno soffrendo molto le api. Di conseguenza ci sono anche dei furti, tra virgolette, su commissione, quindi comunque il miele è un alimento richiesto, comunque c'è un incremento del consumo perché appunto lo sostituisce allo zucchero. Il problema è che c'è sempre meno prodotto e allora ci sono due possibilità: o lo si importa dalla Cina, dai paesi dell'est e poi viene etichettato italiano, e questa non è una cosa molto giusta, o viene fatta la seconda è rubare le arnie o il prodotto stesso delle arnie. Ci vogliono dei ladri specializzati? Perché... Ci sono dei ladri specializzati, poi ci sono anche atti vandalici e anche questo insomma... Beh, un atto vandalico uno rischia grosso con le api perché possono anche arrabbiarsi. Sì, si possono arrabbiare, specialmente se fatto di notte, perché ogni tanto, anche se con l'umidità volano un po' meno, comunque se infastidite possono pungere.
Cioè, lei è una imprenditrice a cui tutti noi dobbiamo volere un gran bene, perché si dice che quando morirà l'ultima ape probabilmente non ci siamo più neanche noi. Sì. Veramente è così grave la situazione? Sì, veramente è così grave. Io lo vedo, sono imprenditrice agricola da poco, hobbista invece, apicoltore hobbista da molto e sto vedendo che negli ultimi 3 anni la situazione è peggiorata drasticamente. Quest'anno è l'anno peggiore, ma l'obiettivo principale per quest'anno è stato far sopravvivere le api, neanche la produzione di miele. Questo ci deve far pensare perché ci troviamo di fronte magari a maggio che sembra novembre e poi dopo luglio che registriamo temperature allucinanti, quindi le api soffrono, sono un sensore di tutto questo cambiamento e sono le prime a sopperire. Ricordo poi che l'uomo ci mette anche del suo tra le disinfestazioni Sì, delle certo. zanzare, a un'agricoltura convenzionale spinta, quindi senza avere alcun riguardo sul trattamento, su quando viene effettuato il trattamento. Io ad esempio sono un'azienda biologica, non faccio trattamenti se non nello stretto necessario, ma tipo sui cereali, sui legumi, non faccio niente. Uso molto la zappa, per questo sono abbronzata e delle volte mi dicono ah che bicipiti, fai palestra, insomma la zappa è un ottimo aiuto. Quindi sì, si può dire che l'uomo non aiuta, ecco. Quindi non solo cambiamenti climatici, ma anche una errata conduzione di disinfestazioni e di trattamenti. Lei ha detto hobbista apicoltrice da tempo. Sì, E devo dire che è un modo di atteggiarsi che trovo comune agli apicoltori. Cos'è che l'ha fatta innamorare delle api? Ci sono degli hobby meno complicati, eh? sì, io premetto che avevo paura delle api. Ma sono una persona estremamente curiosa. La sindrome di Stoccolma. Praticamente mio marito, è tutto nato da mio marito che ha voluto prendere 2 casette perché si ricordava che suo nonno aveva le api. Nel 2012 lo vedevo che ogni tanto andava a guardarle e da lì, appunto, ripeto, sono una persona estremamente curiosa, è aperta a nuovi stimoli. Ho detto senti, dammi la maschera, anche se ho paura, voglio vedere, perché mi raccontava ma non capivo. E da lì poi ho fatto un corso di apicoltura e poi sì, o le ami o le odi, è come Venezia, o la ami o la odi, e per me è stato amore. Perché ogni casetta poi si scopre che ha un suo carattere, è come rapportarsi con un individuo, cioè non c'è la singola ape ma c'è l'alveare, è una società in cui veramente la collettività è regina, non è la regina, è la collettività e questo è una cosa spettacolare, cioè un insettino riesce a farlo e difficilmente noi riusciamo, con delle leggi che delle volte sembrano spietate ma in realtà sono semplicemente leggi di sopravvivenza, cioè se una regina non funziona le api la cambiano perché non si può andare avanti con una regina che non funziona perché vuol dire che l'intero organismo poi muore. E questo è, non dico affascinante, di più. E mi ha fatto innamorare di questo, non a caso lo spiego anche ai bambini, in maniera molto semplice, mi piace molto. Lei prima mi diceva che le volte che è stata a punta è lei che ha sbagliato. Sì, sì, perché con le api bisogna, io ci parlo anche con le api, bisogna andare lì con molta pazienza, fare movimenti lenti. Spesso succede che se per sbaglio si schiaccia un'ape con i movimenti, l'ape poi le altre api reagiscono, giustamente perché si sentono minacciate, di conseguenza non è che è l'ape che è cattiva e viene a pungerti, semplicemente hai fatto un errore e lo devi accettare. 2 minuti però mi spiega cosa sono i cereali antichi che mi ha affascinato. Sì, noi abbiamo deciso di riprendere delle coltivazioni antiche, ad esempio del grano del terminillo, che è un grano tenero, o del grano duro tipo il senatore Cappelli, ma noi facciamo una miscela, quindi non creiamo impurezza. Questo perché
Questo perché questi grani hanno meno glutine, quindi di conseguenza sono anche più digeribili. Inoltre abbiamo visto che nonostante l'altezza sono più resistenti rispetto ai grani moderni, non hanno bisogno di trattamenti. Infatti quest'anno avevamo il grano più bello rispetto ai nostri vicini che hanno fatto tutti i trattamenti necessari. Ci chiedevano come mai e semplicemente è il seme. Poi noi, io ripeto sempre, siamo un biologico molto spartano, ovvero è proprio applichiamo la legge questa è Sparta, il più forte sopravvive, quindi se un cereale non funziona, niente, non va bene per quel terreno, lo si elimina e si riprende con delle altre sperimentazioni. Noi sperimentiamo molto, questo sì, e siamo sempre aperti, io leggo molto, leggo sia cose del passato ma anche cose del futuro, perché bisogna tenere stretto il passato, conoscerlo per non ripetere gli stessi errori, anzi per comprendere, e però bisogna comunque avere un'ottica verso il futuro, perché se si rimane agganciati al passato non si va avanti e non si ha nemmeno una consapevolezza per avere invece un approccio propositivo e di accoglienza ad un futuro che a volte ci sembra un po' complicato. Questo lo si vede specialmente in agricoltura negli ultimi anni. Ma secondo lei il futuro dovrebbe assomigliare di più al passato? Per me ci dovrebbe essere un'integrazione, bisognerebbe capire quali piante possono andare bene, bisogna capire anche se ci può essere un'evoluzione delle stesse api, capire se si può ancora fare così tanto miele oppure rinunciarci. Insomma, bisogna essere più consapevoli di quello che sta avvenendo e del cambiamento climatico e prenderne atto e accettarlo non rassegnandosi ma proponendo. Grazie, non sbagliavo a dire che è una imprenditrice agricola interessantissima. Ecco. Complimenti e buon lavoro. Grazie. Ricordo Silvia Bertazzo, apicoltrice di Adria, provincia di Rovigo, vincitrice dell'Oscar Green Coldiretti 2019 per questa app che dovrebbe agevolare l'apicoltore nel seguire i propri sciami. Vi chiedo solo, vi aspettiamo presso la nostra azienda che si chiama La Bocalina. Ecco, tutto qua. Ad Adria. Ad Adria. Buon lavoro, grazie. Buona estate. Alla prossima.